Buon pomeriggio e bentrovati, questo nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus, il nostro approfondimento che abbiamo annunciato attraverso il telegiornale. Oggi si occuperà del trimestre anti-inflazione, come sta andando, insomma una misura del governo che arriverà a termine il 31 dicembre, appunto 3 mesi nel quale il governo con una misura ha cercato di individuare dei prodotti nel carrello della spesa diciamo a prezzi contenuti, a prezzi calmierati per agevolare i consumatori appunto alle prese con la crisi, insomma è tutto quello che sappiamo che riguarda appunto le tasche dei contribuenti. Quindi su questo ci concentreremo oggi, lo faremo con gli ospiti, ovviamente già in collegamento da Roma c'è l'onorevole Eliana Longi, parlamentare di Fratelli d'Italia, parlamentare ovviamente siciliano. Buon pomeriggio onorevole Longi. Buonasera Luca. Tra l'altro ritorna, no, lei a parlare ovviamente di trimestre anti-inflazione, ne avevamo parlato proprio con lei in un periodo di lancio, adesso insomma facciamo un primo bilancio ed è questo proprio il titolo della nostra trasmissione, trimestre anti-inflazione, un primo bilancio, ci sarà con noi, lo collegheremo più tardi, anche Francesco Costantino, direttore di Confesercenti. Allora, onorevole Longi, riusciamo a tracciare subito un primissimo bilancio di questa iniziativa che ricordo non è arrivata ancora al termine, mancano poco più di 15 giorni, però insomma già credo insomma, che secondo i vostri dati qualcosa si possa dire. Sì, buonasera Luca, ci rivediamo dopo insomma poco più di 2 mesi dall'ultima nostra chiacchierata, quando il trimestre anti-inflazione era appena partito. Sicuramente i dati sono soddisfacenti, anche se chiaramente dovremo riaggiornarci poi i primi di gennaio per riuscire a tracciare quelli che saranno i risultati definitivi di questa misura messa in campo. Sono molto importanti i dati rilevati da Nielsen, che è la più grande centro studi che riguarda appunto il mercato della GDO, che rileva che a volume le vendite a volume del largo consumo sono cresciute dell'1,7 a ottobre rispetto a un segno negativo che era riportato a gennaio di un meno 0,1%, e a novembre registriamo un più 0,4%. Questo è già un indicatore assolutamente positivo di quello che è stato questo provvedimento messo in campo. E un altro elemento importante che viene evidenziato da Nielsen è che i prodotti a marchio, cioè quei prodotti che portano il marchio della catena che li distribuisce, registrano una crescita del più 5,4% a ottobre e del più 4,7% a novembre, quindi il risultato è comunque un risultato positivo. Cioè quindi aumenta la vendita di quei prodotti col bollino tricolore, diciamo, quelli segnalati, insomma quelli che fanno parte della campagna, aumentano ancora di più i prodotti che fanno parte del paniere, di questo paniere del trimestre tricolore, con il marchio del supermercato, diciamo della catena che li distribuisce. È così, se non ho capito male, giusto? Sì, è così perché diciamo un altro anche dato importante è quello della variazione dei prezzi e anche dell'inflazione. A settembre avevamo un'inflazione su base annua del del 5,3% su base annua, che a novembre è scesa allo 0,8%, con un abbattimento dei prezzi dall'8,3 al 5,8, quindi un delta di più di 4 punti. Quindi io credo che al di là della tipologia del mix di paniere, dove è indubbio che ci sono dei prodotti che hanno visto un aumento di prezzo variabile, quindi ma nel mix totale registriamo meno 4,5 punti di abbattimento.
abbattimento di prezzo. Questo però è una cosa che funziona. Secondo, insomma, le vostre stime, dicevo, sono ancora parziali, perché ovviamente il trimestre antinflazione non è ancora terminato. Allora, onorevole Longi, guardi, noi abbiamo realizzato proprio qualche giorno fa un servizio, proprio andando in giro, no, per i supermercati, parlando con i consumatori, ma anche con chi questo paniere, diciamo, questa misura del governo a chi non piace. Ecco, insomma, c'è qualcuno, ovviamente anche qualche parte politica, a cui non piace questa misura del governo, l'ha giudicata irrilevante, diciamo, nel risparmio alla fine complessivo delle famiglie. Le faccio sentire questa prima parte del servizio e poi lo commenteremo insieme, anche per spiegare i dubbi che emergono poi proprio dalle interviste rilevate dal collega che ha seguito appunto questo servizio, che è Simona Mazzoni. Lo vediamo insieme e poi lo commentiamo. Credo che questo sia un successo del sistema Italia. Lo annunciava così il ministro delle imprese e del Made in Italy Urso, un successo già prima di partire, lo scorso 1° ottobre. Il carrello tricolore, simbolo con cui i consumatori possono fino al 31 dicembre trovare a prezzi contenuti prodotti di prima necessità, altrimenti detto trimestre anti-inflazione, si avvia alla fine. L'iniziativa, adottata dal governo con l'idea di tutelare il potere di acquisto dei consumatori, non sembra però essere decollata, basta chiedere agli stessi utenti. Lei conosce il carrello tricolore? No. C'è un'iniziativa, il carrello tricolore, lei la conosce? Conosco. Sì, però non ho trovato tutta questa convenienza. No, ancora no, perché non ho avuto modo di poter usufruire, diciamo, della cosa. Sì. È conveniente in realtà, secondo voi? Sì, certo. Ad aderire sono state 36 organizzazioni della filiera, tra cui noti marchi della grande distribuzione. Ma cos'è il carrello tricolore? Quali prodotti comprende e quali esclude? Sono articoli che il cliente compra tutti i giorni nella spesa quotidiana, quindi beni primari possiamo considerare. Quindi latte, uova, pasta, cos'altro? Sì, tutti questi prodotti per la colazione, farina e tutti i prodotti detergenti che il cliente usa nel quotidiano. Cosa invece manca? Non possiamo dire che manchi effettivamente qualcosa, comprende veramente un assortimento piuttosto ampio. Non sono pochi i dubbi in merito all'efficacia dell'intervento. Assolutamente ha subito criticato il carrello tricolore, addirittura evidenziando un crollo pesante di vendite al dettaglio, soprattutto alimentari, colpa dell'inflazione. Il taglio della spesa è notevole da parte delle famiglie, il crollo è stato stimato a 4,4% su base annua, quindi questo comporta una diminuzione notevole della spesa in volume e quindi le famiglie mettono meno cibo in tavola, sostenendo tuttavia una spesa molto elevata. L'esistenza del carrello tricolore in questo trimestre antinflazione del governo sta aiutando l'utenza? Sicuramente è una misura che ha un potenziale notevole, che però va rivista verso una più corretta e completa informazione al consumatore. Staremo a vedere. Le associazioni di consumatori hanno fatto la loro parte perché hanno messo a punto delle proposte da fare al governo anche in questo senso, e per migliorare queste misure e per monitorare anche i prezzi dei listini al dettaglio con l'istituzione di osservatori locali. La CGIL critica duramente il provvedimento del governo. Di fronte a un'inflazione che è cresciuta del 17%, noi ritenevamo che bisognava mettere in campo misure che rafforzassero il potere d'acquisto di salari, stipendi e pensioni, soprattutto per i ceti e per i soggetti più deboli. Invece questo non sta avvenendo e questo strumento è uno strumento del tutto inefficace, inefficiente, inattuato in buona parte della Sicilia. Se immaginiamo che soltanto una azienda su 10 della grande distribuzione ha aderito, addirittura ci sono interi comuni, soprattutto i comuni medi, i comuni piccoli, dove non c'è nessun esercizio commerciale che aderisce a questa campagna, significa che buona parte della popolazione siciliana non viene coinvolta appunto da questo strumento. In Sicilia quante sono le famiglie in difficoltà?
Ma le famiglie in difficoltà sono parecchie. Se stiamo però ai dati ufficiali che ci consegna l'Istat, noi abbiamo il 19% di povertà assoluta e il 14% di povertà relativa. Significa che una famiglia su 3 è in una condizione di povertà, che non ha il reddito minimo per poter accedere appunto a una vita dignitosa. E questo è diciamo, quello che è stato raccolto appunto in questo servizio in merito al carrello tricolore. Poi parleremo anche delle bollette, perché è un'altra delle spese che pesa anche e soprattutto in prospettiva del fine del mercato tutelato. Allora, ho già sentito insomma, un po' di voci, qualcuno conosceva, qualcuno no, le critiche, le proposte anche delle associazioni dei consumatori e dei sindacati. Che ne pensa? Sì Luca, qualche pezzo non sono riuscito a coglierlo per dei problemi di audio, però cerchiamo di fare un po' chiarezza, soprattutto penso che i nostri ascoltatori non amino sentire parlare molto di numeri, percentuali, lo 0,1 in più in meno, quindi cercherò un attimo di spiegare a livello concettuale quello che è stato il risultato maggiore, anche perché provengo dal mondo della grande distribuzione, quindi questo è stato per me sempre il pane quotidiano. Molte associazioni di consumatori rimproverano il fatto che comunque ci sia stato un aumento di prezzo dei prodotti, spesso anche della pasta e dell'olio, però questo dobbiamo analizzarlo in questo contesto. Ciò significa che fino a 2 anni fa gli aumenti medi di listino, perché dobbiamo spiegare che ogni anno le industrie produttrici aumentano i listini di una determinata percentuale, che fino al precedentemente al 2022 questo aumento medio di listino annuo era del 5%. Dall'inizio del 2022 questo aumento medio è arrivato anche a toccare il 15%, quindi cosa significa? Che noi con questa misura siamo riusciti a calmierare quelli che sono gli aumenti di listino che ogni anno vengono effettuati, quindi dobbiamo pensare che in assenza di questa misura i prezzi sarebbero a scaffale, sarebbero risultati ancora più alti. Diciamo il duplice effetto, no? Contenere il prezzo e evitare l'aumento di listino in qualche modo, questo è quello che sta dicendo. L'obiettivo di questa misura, che la consideriamo assolutamente positiva, è stato quello di tamponare, limitare i danni, contenere quello che era l'aumento fisiologico dei prezzi. Cosa è successo in Sicilia? Perché le prime su 32.000 punti vendita aderenti, le prime 3 regioni sono Lombardia, Lazio e Piemonte, e poi a seguire la Sicilia? Perché è chiaro che in queste 3 regioni vi è una concentrazione di grandi catene della GDO maggiore rispetto alla Sicilia, dove abbiamo una polverizzazione della distribuzione, quindi abbiamo, per capirci, molti meno ipermercati e molte più superette, quindi è chiaro che l'adesione, che ricordo assolutamente a titolo volontario da parte dei piccoli proprietari o delle grandi catene, questa polverizzazione ha causato un'adesione leggermente inferiore rispetto a dove ci sono le grandi catene, quindi questa manovra è stata chiaramente orchestrata e centralizzata. Allora, onorevole Longi, io la interrompo un attimo perché abbiamo una piccola fascia pubblicitaria brevissima, poi ritorniamo, poi so che anche lei insomma ha i tempi contati perché deve andare a relazionare alla Camera, quindi la terremo il giusto tempo anche per consentirle di andare al question time della Camera, però prima la pubblicità e poi commentiamo anche quello che sarà il futuro, cioè la fine del mercato tutelato nelle bollette, dopo la pubblicità. Entriamo in diretta nel nostro focus di oggi. Oggi stiamo parlando di trimestre tricolore, il primo bilancio. Con noi c'è l'onorevole Eliana Longi, parlamentare di Fratelli d'Italia. Abbiamo diciamo, su questo tracciato un primissimo bilancio, ovviamente positivo da parte di chi rappresenta il governo, rispondendo anche alle sollecitazioni dei consumatori. Intanto, prima di parlare delle bollette, quindi alla fine del mercato tutelato, velocemente con l'onorevole Longi, le volevo chiedere, ci sarà una proroga di questo trimestre tricolore?
No, guardi, è stato annunciato già dal ministro Urso che non ci sarà una proroga, anche perché, ripeto, ricordiamo, è sempre su base volontaria e quindi dobbiamo sempre ringraziare l'industria della distribuzione che si è prestata a questo esercizio. La conclusione è che comunque per i distributori questo è stato un test assolutamente positivo per loro, che possa adesso essere un modello per proseguire in quelle azioni economiche, fra quelli che sono i rapporti fra l'industria produttrice e l'industria dei distributori, che possa cercare di limare quello che è il gap e quella che è l'entità degli aumenti di listino che anno su anno si rendono necessari per supportare quella che è tutto l'impianto produttivo, non solo italiano, ma pensiamo anche alle grandi multinazionali. In buona sostanza, voi dite, noi vi abbiamo mostrato la strada, adesso cercate di trovarne una che vi accomuna entrambi, cioè produttori e distributori, perché come avete visto se riusciamo a limare anche di poco il prezzo finale, l'utente ne trova beneficio e anche voi con l'aumento delle vendite. Dovrebbe essere questo sinteticamente, no? Quello che succede. Sì, soprattutto perché adesso il distributore si è reso conto di quanto il prodotto a marchio presente sui loro scaffali sia cresciuto del 5% a ottobre e del 2,5% rispetto al 2,5% di settembre, quindi questo può rappresentare un esercizio da porre in essere su tutte le catene. E velocemente, onorevole Longi, prima di salutarla, sul mercato, sulla fine del mercato tutelato, dal 5 dicembre insomma, è stato, come dire, in qualche modo varato, è stato dato il via libera alla fine del mercato tutelato. Molti si sono spaventati, in realtà anche questo impatto non dovrebbe essere così devastante, no? Almeno secondo le vostre stime, quelle del governo. Sì, molti cittadini, a causa dell'informazione spesso distorta che entra nelle nostre case, sono molto spaventati perché magari non si conoscono appieno quelli che sono i meccanismi che stanno dietro la costruzione delle bollette che noi quotidianamente riceviamo. Il mercato tutelato è quel mercato che stabilisce a inizio anno un prezzo fisso per l'energia, della materia energia, che comunque rappresenta una piccolissima percentuale rispetto a quello che è il 100 della bolletta, che come sappiamo bene è costituita da tante altre componenti fisse sulle quali non ci sarà alcun impatto. Il resto del mercato libero si basa su delle aste che attraverso le quali tutte le società di energie acquistano l'energia e decidono poi di venderla sul mercato a quello che per loro è il prezzo più conveniente. Quindi questo cosa significa? Che non sempre il prezzo fisso del mercato tutelato è un prezzo minore rispetto a quello che il resto del mercato offre, un po' come i mutui. Il mutuo a tasso fisso, a tasso variabile, deve essere valutato in base a quelle che sono le condizioni del mercato in un preciso momento. La paura è, onorevole Longi, che ovviamente diciamo, non c'è la corsa all'aumento proprio perché esiste, come dire, il paracadute del mercato tutelato. Non esistendo più il mercato tutelato, cosa potrebbe succedere? Che insomma, la corsa al prezzo possa essere sfrenata. Di contro c'è chi dice ovviamente che al contrario, con una concorrenza molto elevata, si potrebbe anche abbassare di più le tariffe. Il problema è sempre, di quello di cui abbiamo paura, e lo abbiamo visto in qualche modo anche con le compagnie aeree, che si possa fare cartello tra i più grossi distributori e quindi poi a penalizzare il consumatore finale sia appunto chi paga la bolletta. Ma guardi, in Italia esistono diverse migliaia di società che rivendono energia, quindi lo vedo assolutamente irrealizzabile un cartello fra migliaia di fornitori rispetto a un cartello che in quest'ultimo periodo è stato ipotizzato fra 3 o al massimo 4 player di compagnie aeree che effettuano
alcune tratte da e per le isole. Se poi queste migliaia di società riuscissero a fare cartello, sarebbero dei geni del mercato. Quindi credo assolutamente che questo non sia realizzato. Lei lo esclude. Esatto, è una misura che comunque ci viene imposta dall'alto, perché è legata a degli obiettivi del PNRR, quindi io vorrei tranquillizzare un po' tutti i consumatori, perché in un mercato libero, con la presenza di tantissimi player, sicuramente ci sarà una corsa al ribasso piuttosto che al rialzo. In un mercato dove adesso entreranno tutti i consumatori, ci sarà un po' la corsa ad accaparrarsi più consumatori possibile. Questo può avvenire attraverso l'offerta di prezzo, dato che l'offerta di servizio in questo ambito è standardizzata. Allora, onorevole Longi, io la ringrazio e la lascio andare ovviamente in aula. Grazie per il suo contributo. Ovviamente quando vorrà siamo sempre disponibili. Grazie. Grazie a lei e ci rivediamo a questo punto al consuntivo alla fine di questo trimestre per tracciare quello che è il risultato definitivo. Certamente, è con grande piacere. Grazie all'onorevole Eliana Longi. Allora, prima di salutarci, vi faccio vedere, a proposito di bollette, quello che ha raccolto anche in questa seconda parte del servizio la nostra Simona Mazzone, anche con qualche consumatore che è rimasto gabbato da alcuni aumenti. Guardate la seconda parte del nostro servizio. A gravare sulle tasche dei cittadini non c'è soltanto il carrello della spesa, ma anche le utenze. Già dal 2021 i consumatori si sono visti recapitare bollette salate, in un crescendo della spesa a fronte di consumi invariati. Non solo le famiglie hanno subito aumenti indiscriminati con prezzi alle stelle e con stipendi sempre uguali, ma anche imprenditori e commercianti. Ad esempio, chi opera nei settori bar e ristorazione ha visto impennare i costi delle materie prime. Abbiamo vissuto il caro bollette dello scorso anno, che è stata una grossa batosta, e adesso quest'anno con l'inflazione abbiamo le materie prime che sono aumentate tra il 10 e il 30%. Ci fa qualche esempio in soldoni? Voi acquistate per esempio latte, uova, cioccolato? Allora, il latte ad esempio è una materia prima che è passata da prezzi che oscillavano tra i 70 e i 90 centesimi a prezzi che vanno dall'euro all'euro e 20. E un posto come questo, che fa ad esempio gelateria, vive di latte e di panna. Per non parlare delle utenze, già dal 2021 bollette molto salate. L'anno scorso abbiamo subito una grossa batosta perché gli aumenti sono stati del 400-500%, ci siamo ritrovati a pagare bollette che oscillavano tra i 14 e i 16 mila euro, mentre negli anni passati ne pagavamo tra i 3 e i 5. Poi c'è la storia del signor Lorenzo, che si è visto catapultare da un gestore di luce e gas ad un altro senza averne mai fatto richiesta. Signor Lorenzo, a ottobre dell'anno scorso, mentre lei è ricoverato in ospedale, riceve una telefonata. Sì, questa telefonata io mi ritrovo una segnalazione che loro mi volevano sganciare dal loro contratto con Optima. Io mi sono lamentato perché con loro andavo bene, non avevo problemi, pagavo regolarmente, ho pagato puntualmente, se non che la cosa chiude qua. Sì. A tutto un tratto poi mi ritrovo all'inizio dell'anno trovarmi abbandonato da Optima e passato a Enel e mi hanno passato come cattivo pagatore, quindi con il massimo di quello che io potevo pagare. E la bolletta è gonfiata? La bolletta è gonfiata, ora mi ritrovo a pagare, dopo aver pagato tanti soldi, qua c'ho un residuo che loro 840 euro, questo è quello che si vede qua. Casomai glielo rateizziamo, come se rateizzando, per me che sono pensionato, lo prendo da dove questi soldi? Avvocato Calì, le compagnie possono cedere clienti d'ufficio senza che il cliente lo abbia richiesto? Alcuni contratti prevedono la possibilità per la società di gestione di recedere con 6 mesi di preavviso, però devono dare appunto all'utente una congrua comunicazione a mezzo raccomandata OPEC. Quindi il signor Lorenzo ha ragione? Ha ragione perché fino ad oggi la società non ha dimostrato di averlo preavvisato. Tra parentesi vogliono anche 150 euro perché sono entrato, come se fossi entrato di mia spontanea volontà in questo contratto. Quando arrivano le bollette
bollette in prescrizione all'utente, che cosa si può fare? In base alle varie leggi, gli importi delle utenze della luce dal 1° marzo del 2018, del gas dal 1° gennaio 2019, per l'acqua dal 1° gennaio 2020 sono prescritte non più con una durata di 5 anni ma con una durata di 2 anni. Le società erogatrici che per tempo non hanno operato i conguagli stanno cercando di supplire alla loro inerzia e quindi salvarsi dall'eccezione inserendo questi importi nelle fatture in essere. Beh, insomma, sembra un capitolo tutto da aprire questo delle bollette, nonostante quello che vi abbiamo raccontato, e noi cercheremo di darvene anche conto, quindi con la fine del mercato tutelato vedremo cosa succederà, soprattutto per quelli, diciamo, con meno preparazioni, meno armi, diciamo, per fronteggiare questa crisi. Mi riferisco soprattutto alle famiglie, agli anziani, insomma, vedremo cosa succederà. Allora, il nostro focus di oggi finisce qui, grazie per averci seguito, ovviamente l'appuntamento ritornerà domani, sempre qui su Telecolor, sempre subito dopo il TG. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti.